Beh, il significato è un significato profondo. Noi abbiamo un debito di riconoscenza, almeno la mia generazione, penso anche le generazioni dopo la mia, hanno un debito infinito verso gli anziani e quindi penso sia correttissimo celebrarli con una giornata dedicata, però sarebbe doveroso celebrarli giornalmente, settimanalmente, sempre, perché sono davvero un patrimonio per tutti. Cosa secondo lei pensa che siano le sfide degli anziani ad oggi? Allora, la sfida dell'anziano oggi è quella di cercare di entrare nelle strutture di accoglienza il più tardi possibile, cercare di vivere la propria vita il più possibile in autonomia, a casa propria, con le persone care, e nel momento in cui questo non è più possibile, la sfida è trovare in ambienti come possono essere le residenze davvero un mondo che dà continuità a quella che è la vita che hanno avuto fino a quel momento. Il problema della solitudine è un problema molto sentito dagli anziani, infatti spesso giungono richieste di anziani autosufficienti che preferiscono entrare in struttura proprio perché si sentono soli e hanno bisogno di comunità, hanno bisogno di relazionarsi con gli altri anziani e di avere anche un ambiente protettivo che gli permetta di vivere meglio in sicurezza. Le richieste di socialità però giungono anche da persone non autosufficienti che spesso si trovano soli a casa con assistenti privati e il fatto di entrare in comunità anche per i familiari è una sicurezza perché permette agli anziani stessi di avere molti stimoli sia dal punto relazionale. In struttura infatti gli anziani possono avere diciamo oltre alle relazioni sociali possono partecipare ed essere inseriti in varie attività di stimolazione cognitiva, di stimolazione fisica. Claudia ci spiegherà anche quelle che sono le attività che vengono proposte in struttura. Sì, mi unisco a questo. Le attività sono un momento molto importante della giornata dell'anziano perché crea gruppo, fa famiglia. Questo aiuta per le relazioni, aiuta comunque all'anziano a stare in comunità, che non è comunque sempre semplice stare in comunità, ma queste attività aiutano anche in questo. Attività di stimolazione cognitiva, ludica, di intrattenimento, apertura al territorio. Ecco, il non far sentire solo l'anziano in casa di riposo, in casa, è proprio l'apertura al territorio. Ci apriamo alle scuole, agli asili, a volontari che entrano, quindi diventa un momento molto importante per l'anziano proprio per combattere la solitudine.